Venezia sa proprio moderna, non si più è una gran bella città, perché da quasi 10 anni è assai impegno dei ristoranti strani, ma te dirò chi deve lavorare, anche ai ori far pure da mangiare, ma di sicuro e a conti fatti a Venezia non che sei ombra dei gatti. Che fine ha fatto i gatti di Venezia? I c'era così buoni ma non da finire in ticcia. Che fine ha fatto il gatto del mio vicino, poverino, senza dubbio in qualche bel decin. Che fine ha fatto i gatti di Venezia? In c'era così buoni ma non da finire in ticcia. Che fine ha fatto il gatto del mio vicino, poverino, senza dubbio in qualche bel decin. Venezia, dentro i suoi giardini, e c'era sempre piena de gattini, ma da 3 anni a questa parte trovar che ne uno e ha una bella sorte. Ma chissà, se è proprio un bel mistero, da quel che conta qualcosa che sia davvero. E se ti vuoi te lo dico anche a me, non mangiare mai coniglio in salmi. Che fine ha fatto i gatti di Venezia? I c'era così buoni ma non da finire in teccia. Che fine ha fatto il gatto del mio vicino, poverino, senza dubbio in qualche bel decin. Che fine ha fatto i gatti di Venezia? I c'era così buoni ma non da finire in teccia. Che fine ha fatto il gatto del mio vicino, poverino, senza dubbio in qualche bel decin. Senza dubbio in qualche bel decin.